l'assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, DDL 23, aperta la votazione. Via libera all'alba alla manovra estiva. Poco dopo le 5 di stamani il Consiglio regionale ha approvato un assestamento di bilancio da record, 1 miliardo e 348 milioni di euro. Ha votato a favore in modo compatto la maggioranza composta da Fedriga Presidente, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che parla di scelte e indirizzi ben precisi. Contrarie invece le opposizioni, Partito Democratico, Patto per l'Autonomia e Gruppo Misto, per le quali la manovra è corposa ma incapace di lasciare il segno. L'assestamento integra a bilancio tutti i comparti e prevede nuovi investimenti con il settore attività produttive e turismo, che acquisisce quasi 200 milioni, superando così i 400 milioni dall'inizio dell'anno. Altri 318 sono destinati invece alle infrastrutture. Anche appunto sul sociale abbiamo fatto misure specifiche legate ai contributi per le famiglie, ma anche una nuova misura invece per le persone anziane con pensione minima esa ai sotto i 15.000 euro, che riceveranno un'integrazione della 13ª. Abbiamo cercato poi di incrementare, ottenendo penso un ottimo risultato in termini finanziari, anche le risorse per la sanità con un più 175 milioni. Misure poi legate alla sicurezza, in particolar modo sulle aree critiche, con 5 milioni di euro messi a disposizione dei comuni capoluogo, così da poter aiutare anche le stesse municipalità e ovviamente i cittadini e le attività commerciali presenti in queste aree a migliorare la sicurezza e cercare ovviamente di contrastare anche quei fenomeni che purtroppo abbiamo visto diffondersi anche nei nostri territori. 175 milioni in più per la sanità, con la novità dello stanziamento da 15 milioni l'anno per il prossimo triennio per garantire alle persone anziane che percepiscono una pensione minima il cui reddito ISEE non supera i 15.000 euro un'importante integrazione economica alla 13ª mensilità. 100 di questi vanno nella parte investimenti, in particolare sull'innovazione tecnologica e su investimenti anche di concerto con il sociale, quindi i comuni, anche per cercare di organizzare e irrobustire la capacità del sistema territoriale. Sono particolarmente contento della misura che destina i 2 euro all'abbattimento retta delle strutture residenziali per non autosufficienti e aumenta il numero di posti letto con un altro centinaio, portando in questa legislatura da 78 a 107 milioni di investimento, quindi più 30%, e 1.000 posti letto in più.